8 da solo in percussione, palla messa in mezzo, ancora il numero 8 col tiro sporcato e deviato dal portiere. Primo calcio d'angolo, prima parata, va Salvatore, fa tutto da solo il numero 8 e beffa Gaetani. 1-0 del Pescara, segna il numero 8, 1-0. Salvatore protegge, riesce a sgusciare via Salvatore, gran gol, doppietta personale del pivot del Pescara, 2-0. E il tiro questa volta si insacca alle spalle di Deironcini, 2-1, ha segnato Di Leonardo, accorcia le distanze il Pescara B. Salvatore nella sua mattonella, Salvatore segna anche il terzo gol della sua partita. Del Pescara che sta letteralmente facendo impazzire la difesa del Pescara B, con 2 contro 2, potenziale davanti la porta, si immola Deironcini, Carli Infante, Sulli lancia Carli Infante che non centra la porta da pochi passi, ed è Deironcini, non deve neanche distendersi, è tutto solo Sulli davanti al portiere, segna il 4-1 il numero 10 del Pescara A. Accetta la difesa del Pescara, va Margarita, palla bellissima messa in mezzo e il tocco vincente del numero 7 con l'alto. Che passaggio di Margarita, accorcia le distanze il Pescara B, 4-2. Tutto solo, non sbaglia ancora una volta Sulli, il 10 fa doppietta, 5-2. Salvatore va via con un guizzo, Salvatore ne fa 4, che gol del numero 8. Si apre una prateria per il numero 7, esce ancora il portiere su Collalto, la porta è sguarnita e segna la Bricciosa il gol del KO definitivo, 7-2. A spazio può andare, tiro di Margarita, parata del portiere, poi palo di Margarita e poi conclusione fuori. Non vuole proprio entrare la palla per il Pescara B. Rischia il portiere di movimento del Pescara A, infatti la porta è vuota e ne approfitta ancora una volta Collalto che fa doppietta, 7-3. Triplice fischio dell'arbitro, vince il Pescara A 7-3 sul Pescara B e accede alle finali della categoria Under 13. È tutto da Cristiano Simeti e Fan Reporter.